Di nuovo in diretta il telegiornale di Treviso per parlare di sport. Alle mie spalle vedete le immagini della partita di ieri a Monigo, una sconfitta bruciante perché è arrivata al termine di una rimonta che si è fermata davvero sul traguardo. Il Benetton analizza oggi la sconfitta, intanto guarda già alla prossima settimana alle Coppe Europee. Dobbiamo ancora crescere come squadra perché abbiamo le qualità per farlo, tecniche individuali, fisiche, per partire dal primo minuto col piede giusto e non ritrovarci di nuovo a dover inseguire una partita. Un'occasione persa, un Benetton a tratti molto bello e spettacolare, illude tutti. La sconfitta casalinga con gli scozzesi di Edimburgo per 15-14 lascia invece l'amaro in bocca ai tifosi e alla squadra. Dice bene il trevigiano Favretto, il migliore dei leoni. Bisognava sfruttare meglio le occasioni per evitare di rincorrere l'avversario e giocarsi tutto nell'ultima azione, finita nel nulla. Ed è un peccato perché Treviso veniva da 4 vittorie e una lunga imbattibilità a Monigo, mentre gli scozzesi, zeppi di infortuni eccellenti, da 4 sconfitte e 0 vittorie in trasferta. Dall'andamento del punteggio si capisce molto. 10-0 all'intervallo con una meta e un calcio scozzesi e Treviso in balia degli avversari. La ripresa inizia anche peggio con la meta del nazionale Graham per il 15-0. Poi dal 51esimo al 56esimo la rimonta. Le mete di Gallo e Fichitoa e l'impressione che Edimburgo abbia finito la benzina. E invece Treviso riprende a commettere errori e a sprecare e non completa l'opera. Se avessimo magari avuto un po' più di precisione in alcuni momenti, forse saremmo riusciti magari a non dover rincorrere la partita all'ultimo minuto. Una curiosità era anche la sfida tra ex allenatori. McRae, oggi a Treviso, prima ha guidato gli scozzesi che oggi hanno in panchina quel Franco Smith, prima giocatore e poi a lungo tecnico dei Leoni. Ora tornano le Coppe Europee e Treviso, scesa all'8° posto in campionato, è seconda in Challenge Cup. Vincere in casa il 10 gennaio contro i Dragons gallesi è alla portata, così come gli ottavi di finale, a patto di non andare a corrente alternata. Il fatto di tornare in Challenge sicuramente ci dà la spinta avute già nelle prime 2 giornate della competizione, senza comunque sottovalutare il nostro avversario. Un appuntamento importante per domani sera ma anche per martedì sera. Domani sera alle 18 l'Auditorium Dina Orsi di Conegliano, in scena Mercy the Musical, un gancio dal cielo, spettacolo ispirato alle parole di Papa Francesco per riflettere sui valori della misericordia, dell'ascolto e della solidarietà. Tra musica, teatro e spiritualità, uno spettacolo dunque domani sera al Dina Orsi che però potrete vedere su Antenna 3 martedì 6, il giorno della Befana, in prima serata alle 21, quindi appuntamento alle 21 con il musical Mercy the Musical, un gancio dal cielo. Adesso parliamo proprio dell'Epifania perché questo spettacolo lo potrete vedere proprio il giorno dell'Epifania, il giorno 6. Parliamo dell'Epifania, il consueto servizio ripescato dal nostro Lucio Zanato dall'archivio storico di Antenna 3 e vi mostriamo, pensate, l'arrivo della Befana all'asilo di Sant'Angelo ben 40 anni fa. Se aguzzate la vista forse qualcuno di voi riesce a riconoscersi in quei bambini, guardate. Stanno aspettando la famosa vecchietta che era stata mandata lontano, lontano, tanto lontano che si pensava non dovesse tornare mai più. E invece no, hanno detto che è un mito, un qualcosa cioè che non muore, che nessuno riuscirà ad uccidere. Ed eccola qua, trionfante, arzilla più che mai con la sua gerla piena di doni per i bambini buoni e cattivi. Già, perché la nostra vecchietta è diventata ricca, si è adeguata alla società dei consumi e i doni non mancano per nessuno. È risorta quindi, ha sbancato l'entusiasmo popolare ovunque, nelle città e nei paesi, al punto che è stata costretta a ritardare la sua partenza per fare ancora qualche visita. Come tutti i personaggi ormai celebri. È richiesta a furor di popolo. Qui è venuta a fare visita ad un asilo, siamo a Sant'Angelo. Le fa corona una neghiata di piccoli, incuriositi per l'insolita presenza. Chissà, forse è la prima volta che sentono parlare di questa vecchia. E anche per loro inizia la storia bella da ricordare. Da dove è venuta? Chiediamo ad un piccolino. Ci aspettiamo una risposta poetica, è venuta dal cielo, da lontano, dalle montagne. E invece i bambini dell'età del computer sono realisti più che mai. Ma da dove? Da dove è venuta sta Befana? Là. Da dove è venuta la Befana? Da là. Da là è venuta. Dove è venuta la Befana? Da dove? Da là.
È venuta di là, dice indicando la porta. Hanno ragione, è entrata dalla porta principale dopo essere stata scaraventata fuori dalla finestra. Un ingresso trionfale che si meritava proprio, perché, diciamolo francamente, con i ricordi e con le tradizioni popolari non si può scherzare. La Befana è dei bambini, ma anche dei grandi che sono stati bambini. Allora, chissà se qualcuno di voi si è riconosciuto in quei bambini. A proposito di voi telespettatori, allora come sempre in chiusura siamo alla rubrica Il tuo presepe. Voi continuate a mandare i vostri video, lo vedete alle mie spalle, lo vedete il numero 351 175 5340 è il numero per mandare i vostri video. Mi raccomando, molto importante, video orizzontali. Molti dei presepi non sono andati in onda perché ce li avete spediti in verticale, invece dovete spedirli in orizzontale, almeno 20 secondi, più di uno se volete, e chi vuole può anche raccontare il presepe, ma sempre in orizzontale. Altra precisazione, perché ci state chiamando in tanti, non vedete il vostro presepe, siccome sono tantissimi, li stiamo distribuendo, continueremo a farlo in questi giorni, quindi dovete pazientare se non lo vedete, ma li faremo vedere tutti quanti. Allora vediamo quelli di questa sera e così poi ci salutiamo. Le creazioni di Alberto Vascon di Carbonera, Dennis Gava di Sanfior, Lamberto Ogniben di Vedelago e Rebecca Zanon di Villa d'Asolo. E con queste immagini e con i vostri presepi ci salutiamo e vi lascio al meteo. Arrivederci.